Euroregione News. Leonardo da Vinci, a Codroipo gli strumenti musicali. Architetto e scultore, disegnatore e scenografo, anatomista e musicista, progettista e inventore, Leonardo ha lasciato tra le tantissime opere compiute o solo pensate anche gli strumenti musicali esposti sino all'11 dicembre, realizzati da Mario Buonoconto, dallo schizzo del Codice di Madrid sino al concerto che insieme a Sebastiano Zorza, Denis Biasin ha tenuto a Codroipo per Piero De Martin. In onore alla sua mostra che qui ha allestito a Codroipo abbiamo organizzato l'ascolto di uno strumento che è presente alla mostra di Codroipo e da uno schizzo è riuscito a fare uno strumento, come hai potuto sentire questa sera nel concertino, fantastico. Infatti se gli ho dedicato un brano era proprio per richiamare questa attenzione, questa espressività che Mario ha donato e ci sta donando, perché questo strumento è in mano fortunatamente a diversi concertisti che stanno anche loro sviluppando tecnica, suono, concerti. Grazie a Leonardo che l'ha pensato e a Mario che l'ha costruito e noi ci dilettiamo suonando. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. I nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionenews.eu.